Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi andiamo di retro gaming e per la precisione NBA. Non ho tutti i giochi, però andiamo a vedere un po' di giochi storici appunto della National Basketball Association. Andiamo, eccoci qua. Allora, oggi abbiamo questi giochi da mostrare. Qua siamo nella postazione del retro gaming, fatta in un altro studietto. Ci saranno non nell'ordine ESPN, basketball, NBA, cioè qua è un 2K4, 2K4 come volete voi della Sega. NBA Live 2003 con il buon Jason Kidd. Qua vediamo il Dreamcast perché ci sarà NBA 2K, il primo in assoluto. Poi abbiamo NBA Live 96 per Game Boy e Pro 99, questo non me lo ricordo, Game Boy Color. Poi abbiamo NBA Live 97 per Super Nintendo, qua vediamo il Game Boy Color in tutto il suo splendore. Qua abbiamo un po' di joystick, qua abbiamo NBA Jam per Mega Drive, perfetto, e Total NBA 97 per PlayStation 1 con la copertina quella che sembra un pallone da basket. E qua abbiamo un Game Boy Pocket. Quindi raga, abbiamo tantissima carne al fuoco, tanta tanta tanta, e non vedo l'ora di cominciare con appunto il primo che sarà NBA Live 96 per Game Boy. Ho messo un po' di illuminazione qua, chiaramente tutto provvisorio, però intanto mi sono preso, diciamo, queste nuove piccole bachichine per mettere altra roba. Raga, io sono bello carico. E si gode la storia dell'NBA videoludica. Raga, cominciamo con NBA Live 96 Game Boy. Qua ragazzi sarà un po' dura a vedere perché col pocket le dure, però vediamo cosa riusciamo a combinare. Questo è il primo gioco. Volevo mettere il Super Game Boy ma ho detto no, andiamo con diciamo tra virgolette le console ufficiali. eSport. Aspetta, qua abbiamo... Ok. NBA Live 96. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo. Game Mode Exhibition. 3 minuti. Set Rule. Ok, qua c'è tutto. Option. Facciamo dai Phoenix contro Seattle. È dura, non si vede proprio benissimo. Vai. Phoenix, Arizona. Vai. Eccolo qua, ragazzi. Cioè, ragazzi, vai. 8. E subito i primi 2 punti per i Sonics. Bene. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Scusate un attimo. Niente, raga, c'è il riflesso. Non ce la fa. Allora. Oh, ma sono un pirlotto. Niente, ho già perso palla, molto bene. Ma no, tirare da là! Ma no! Io l'ho messa da 3, da centrocampo, neanche. Cioè, capite qua veramente era dura, eh? Prendila! Eh... Riusciamo a prenderla? Bravo.
Vai che andiamo. No. Sono una pippa, ragazzi. Sono una pippa atroce. Primo gioco mio, cioè giocato di basket, non capivo un cazzo. Non era semplice. E... e la mette. Ok. Da 3. Solo rete! E niente, raga, questo è NBA Live 96, c'è poco da far vedere. Ma volevo solo, come si dice, mostrare come il comandone ha iniziato a giocare ai giochi di basket. Questo non si capisce. One, cazzo. Adesso, raga, andiamo con Game Boy Color. Qua forse dovremmo capire un po' di più, credo. Allora, l'istruzione abbiamo tutto, quindi anche completo. Molto bene. Questo lo ricazziamo qua, che ci sta, fa sempre la sua porca figura. Ecco, insomma, no. Cazziamo, aspetta. Facciamo una bella cosa. Ok. Lo inseriamo. Eccoci qua. E andiamo. Game Boy, e qua si vede già meglio, dai. Qua secondo me dominiamo la scena. Konami, che non è KC Tokyo, quello è PS. Scusate ragazzi, momento di panico. Konami XXL Sport Series, sentite Series proprio. Cioè guardate già l'evoluzione. Tecnica, potenza, velocità, passione, start. Allora, Exhibition. Ma no, sono una pippa, raga. Sono la classica pippa atroce. Exhibition. Come? Mettiamo 99. I miei Vancouver contro i Phoenix. Vediamo che vai. Cioè ragazzi, la differenza è abissale. Cioè guardate già il campo. Cioè, addirittura c'è il mini logo di Vancouver. Cioè raga, robe grandi. Aspetta, ma posso selezionarmi? Ci ho capito un cazzo. Ma perché non va? Cosa sto sbagliando? Non riesco a prenderla, oh. Bello. Ah, devo selezionarlo. Non riesco a prenderla. Grazie. Ok, e giù subito la perdo. Bene, non so fortissimo. Addirittura guardate la schiacciata così in ripresa. Stoppata. No, mi rendo conto che questi giochetti qua non sono più abituato, cazzo. Parziale di 8-0. Non riusciamo a mettere in mezzo.
Selezionare il problema. Eccolo qua. Mamma sei dura, bellissimo, nel senso per l'epoca sicuramente fantastic. Ecco. Vediamo se riusciamo a fare un punto. Mamma mia. Vabbè ragazzi, questo è Game Boy. A parte Game Boy, raga, chiedo venia se il gameplay è un po' così, ma sono una pippa. Atroce. Comunque la differenza rispetto al Game Boy normale è incredibile. Adesso raga andiamo con Sega Mega Drive NBA Jam. Eccolo qua. Lo inseriamo. Raga, siamo su NBA Jam Mega Drive. Facciamo un attimo le opzioni. Time speed, normal, difficulty, easy, tag mode, shot, tiro, turbo e passaggio, ok. Very godo. E si parte here to here. Vai. Yes. E qua andiamo su un NBA molto arcade, come si suol dire, arcade. Però siamo. Vai. Ora Barclay Johnson, Seattle. Pippen. Andiamo con i Phoenix di Barclay. Sono troppo legato ai Phoenix Suns di Charles Barkley contro i Dallas Mavericks. Tonight match. Cioè ragazzi, ma cosa volevo dire? E si parte. Questo c'è, se la giochi, ma c'è una versione forse. Charles Barkley. Phoenix 2, Dallas 3. No. Occhio. Purtroppo la mette. Vai Johnson. KJ. No, vai in cutter. Dalla però. Niente. Kevinaccio non la dà. Kevinaccio non la dà. Però siamo in vantaggio. E la ruba. Vai Charles. Dalla media. Non ci credo come me l'ha fregata. No, sono una pippa, raga. Sono veramente una pippa. Dai fioi. Solo. Cazzo. No. Niente, non va. Oh! Dai, almeno arriva l'assist. Siamo in difficoltà però, raga. Siamo in grossissima difficoltà. 6-6. Sì, ma qua la difesa. Madoga. Ah, ma il turbo ce l'ho allora. Sì, ma che cazzo? No good. Ancora. Da 3. Niente, non la mettiamo mai. Bravo Kevin, mamma mia. Ma siamo sotto di 2. Per poco, meno male. Ci è andata di culo. Primo quarto perdiamo di 2. Ci spariamo anche il secondo e poi. Ah, già finite? No, credo, infatti. Ci spariamo anche il secondo tempo. Cioè il secondo quarto. Sì, però devo difendere meglio, fioi. Solo rete! Solo rete! Per The Masterpiece. Bravo! Ma Dio Cristo!
Charles, come là? Non ci credo. Sono riuscito a sbagliarla. No, messa? Non ho capito. Vabbè. Contropiede osceno. Non l'ho messa, no. Sempre dalla media, ma sono una pipa, non devo schiacciare, cazzo. Niente, non la mettiamo, non la mettiamo. Ma perché non schiaccia? Bello, vita bella però. -3. Ma non la prendo mai di rimbalzo. No. Dai, fioi, dai, bisogna giocare di squadra. Facciamo 2 quarti, perché sennò facciamo un video di 72, abbiamo ancora tanti giochi da mostrare. Niente. Bel pitturato. Ma non perderla. Bravo. Prendine una! Niente, oh, non prendo un rimbalzo neanche farla apposta. Charles Barkley. E finisce qua, ragazzi. Questo è NBA Jam, gioco bellissimo, molto arcade, però te lo godi a cannone. Il cubo è un po' una pippa, ma questa è un'altra storia. Raga, adesso abbiamo NBA Live 97 per Super Nintendo o SNES per gli amici. Purtroppo avevo la scatola ufficiale, ma l'ho distrutta. Andiamo a inserire la cartuccia. Eccoci qua e siamo pronti. Questo l'ho bruciato con mio zio, ragazzi. Sto gioco qua proprio. C'è Chicago contro Chicago, parliamo di malati. Kerr contro Kerr, solo da 3. C'è una roba. Sports in the game. C'è una roba grande. Una roba grande, fi. E andiamo. Andiamo a dominare la scena. Cioè, questa è la mia storia proprio. Questo l'abbiamo bruciato. Allora, è sempre Exhibition Mode. Tasti, non mi ricordo niente. Beh, chiaramente Vancouver, cioè, siamo dei pazzi scandalosi. Vancouver, Chicago. E noi andiamo così. Andiamo a dominare la history, la scena, tutto. From Vancouver. Cioè, capite la differenza? Ciao. Sterling for Chicago, Steve Kerr. E ci giocavamo sempre con lui. Ron Harper, il signor Ron Harper. Scottie Pippen, proprio come dicono quelli bravi, Scottie. Dennis il verme, Rodman. Luke Longley, ragazzi, MJ, non c'erano i diritti per MJ, per Michael Jeffrey. Anthony, guarda che belli che sono troppo carini. Edwards, sente proprio la pronuncia come viene, Edwards. Lynch. Questa, ragazzi, è la Vancouver che vogliamo. Abdur Rahim. E Reeves te lo godi a cannone. E si parte, ragazzi, verso l'Eternity Glory. Non si salta così, perfetto. Allora, fammi ragionare. Allora, si salta così. Attenzione. Palla ai Grizzlies. Godo. Qua si corre. Da 3! No. Madonna. Cioè, capite qua già la differenza? Vediamo un gioco iper figo rispetto a quelli che abbiamo visto finora. No, quello che aveva una squadraccia. Qua c'era tutto, poi che potevi fare il campionato, i playoff. Guarda. Chicago detta legge. Vai Reeves. La mette.
La mette Reeves, la mette Reeves. Poi me lo selezioni, grazie. Ah, qua è per... No, non è mai fallo questo. Do not fall. Cioè, qua abbiamo proprio un NBA. Di tutto rispetto, Steve Kerr la sbaglia, godo. No. Reeves, peccato, di poco. Cioè, capite la differenza? Qua abbiamo veramente un giocone. Cioè, c'è poco da fare rispetto agli altri. Sto mi gasava a me. Me la ruba! Ho capito come si ruba! Ecco. Godo. Solo rete! Solo rete! Solo rete! Cioè, questo ti gasa ancora adesso. Cioè, sarà la nostalgia, quello che volete, ma qua era veramente tanto. Ma dov'è? Ah, ok. Ok, Wennington. Da 3. No, qua Reeves la cappella. Ma qua si gioca, eh? È bello, questo è bello purtroppo. Devo provare un solo rete. Vediamo se riusciamo, che non abbiamo Steve Kerr. No, non arriva. Volevo far vedere una cosa, questo è il gioco comunque, è bellissimo. Ma possiamo uscire? Non mi ricordo più. Exit game, exit game. E salutiamo tutto. Volevo far vedere un attimo le modalità, perché qua ragazzi già avevamo delle modalità più... No, ma... Posso uscire? Mi concedi questa cosa? Questa canzone poi di un afrodisiaco quasi dirompente. Ok, exit current game, proprio in inglese di madrelingua. Allora, qua abbiamo... Season mode. Capite che c'è la season mode, signori? C'è la season mode. La mettiamo che vogliamo farla con i Celtic. E qua è la tua cosa. Puoi simulare tutto e tutte le 82 partite. Facciamo vedere un secondo. Cioè, capite? Per l'epoca è tanta roba, per i boomer come Marchetto, come il Comendone o come un porco. Cioè, questo video durerà... Guarda, Boston. Ma capite già la differenza del quartetto? Era Boston. In questi anni qua, ragazzi, Boston è una roba inguardabile. No. Ma questi la mettono se... Chicago, ragazzi. No, la perdo, ma no. Guarda, Chicago. Questi me la fregano sempre. Mamma mia. Subito un parzialone. Subito parzialone. E beh, è la cappella. Raga, questo è NBA Live. 97 per SNES. Facciamo l'ultima azione in difesa, l'ultima in attacco e poi ci salutiamo e andiamo avanti. In faccia. In the face. Benissimo. Ma anche da qua! Ma dai, ma sono una VIP allora. Niente. Però, bravo. Dai che esistiamo anche noi. Niente, non la riusciamo a mettere. Non la mettiamo in una vasca da bagno. Raga, questo è NBA Live 97. Godo. Adesso raga andiamo con un giocone. Total NBA 97. Anche questo bruciato. Questa è la versione. Ho due versioni, quella normale e quella ovviamente. Questa l'ho presa, mi ricordo la Games Week di quest'anno, dell'altro anno. Bellissimo, proprio meravigliosa questa versione qua. E andiamo, eccolo qua, apriamo il tutto. Si apre così, cioè capite la bellezza di come si apre tutto. Sono anche pagato non proprio pochissimissimo, però merita. Eccoci qua, molto bene. Raga, per comodità uso la Play 2 perché sennò devo tirare fuori la Play 1, non ho voglia sinceramente. Ecco, qua abbiamo anche Pro. Ah sì, perché sto giocando la Master League da solo. Eccoci qua. Perfetto. E andiamo.
Vai raga, andiamo. Qua mi scuso se non uso la PlayStation 1, ma devo fare 1000 spostamenti. Vabbè, qua. Mi ricordo che ancora mi doveva arrivare, pensa, Pro non troppo, Pro, quello il primo. In International Superstar Social Pro. Mi doveva arrivare tramite posta con un PlayStation Magazine, perché era l'unico modo per trovarlo. In quel periodo non lo trovavo in nessun modo, perché era un gioco vecchio in realtà. E intanto giocavo a questo, ma anche questo bruciato a cannone, cioè il basket per me è sempre stato, l'ho fatto anche per anni, ho giocato. Ma adesso la presentazione, ecco, questa mi gasava subito che urlavo da solo come un deficiente a 6 anni, 7. Sì, 9 in realtà. Il gioco! Cioè, capito? Cioè, solo sta presentazione gasa. Total NBA 97. Anche qua ci sapete tutto. Allora, qua mettiamo i Sonics, me li godo. Però cambiamo un po' perché sennò che sbava veramente. Andiamo con i Toronto Raptors. Abbiamo Gary Payton, The Glove, Death Shrimp, in un inglese perfetto, Jim McVline, Hersey Hawkins, Sean Camp e basta. Una bella squadra, ragazzi. No. Sì, veniva dalla sconfitta con Chicago, se non erro, delle finali NBA del 96. Beh. Today's matchup will be the Toronto Raptors Fiori. and the Seattle Supersonics. The Raptors control the tip. Camby! Sentite la telecronaca, Fiori. Defensive foul. Shooting one. Cosa ho fatto? Marcus Camby. No, ma sei una... Beh, guardate la gara. Cioè, qua veramente, rispetto a Gasness, ciao. Stoudemire. E subito un parzialone. Allora, calma. Ma no. Aspetta, posso usare l'analogico? No. No, direi di no. Allora. Qua, con questo tiri. Grande. Con questo cambi. Sposa, Cristi me la piazza. Supersonics, nothing. Ok. Dai Sean. Niente. Raptors with a rebound. For three! C'è che tutta la telecronaca. Ma no. Monster Jam! Cioè, ma sono una pippa. Dimmi contro game option. Ah, veterano. Sì, vabbè, Febra. Ecco. Grazie. Adesso ho capito. Non mi puoi dare... Boh, veterano, porca puttana. Ah, qua fai i numeretti. Ok. Niente, non la prendo. Bravo, dottore. Allora, triangolo. Ah, ok, con la X, No! Ma perché? Defense. Bello. Smoffie, mi stanno massacrando. 10-2 per Toronto. Rio, qua cambi questi. Belli. Questo era bello. Peccato. Cioè, umiliazioni su umiliazioni. Ma per colma, c'è uno sprint del cazzo. Dottore, solo rete. 2-2 per Shrimp. E niente, raga, questo è Total NBA, gioco bellissimo, ma... Madonna, sta del mafia, Gary Payton, dalla media. Gary Payton. No, finalmente. No, così. Ma perché?
Sono abituato a tirare con Raptors altri... with the rebound. 1 minute remaining in the first quarter. Ancora, ma sono una pippa, Break. Raptors with the rebound. Bravo. Oh, finalmente. Gary Payton. Signori, questo è Total NBA 97, giocone stellare. Adesso andiamo a vedere 2 giochi per PlayStation 2. Se non ero forse della stessa stagione, mi pare, ma se non voglio dire una cavolata. EA Game Challenge Everywhere, scusate, Electronic Arts NBA Live. Olive, adesso sempre quella scelta. 2003 ESPN Basketball. Cominciamo da NBA Live. Ok, questo lo cazziamo qua con il buon Jason Kidd. E andiamo. E dopo chiudiamo ovviamente con il primo NBA, cioè anche se non è a livello di, come si dice, a livello temporale, viene prima quello del Dreamcast rispetto a PlayStation 2, però voglio lasciarlo per ultimo perché è troppo bello. Eccolo qua ragazzi, il nostro Jason Kidd con i New Jersey Nets. Questo ho giocato, tu giochi di NBA ho giocato tanto dopo, chiaramente certi, chissà, qualcuno che ha venduto, regalati, perché avevo altri giochi di NBA sicuro, adesso non mi ricordo però. Controller, memory card, PlayStation 2, qua andiamo già su Play 2. EA Sports, it's in the game. La storia, la storia. Le identificazioni dell'NBA e delle singole squadre facenti parte dell'NBA realizzate su questo prodotto. Scusate, momento di panico. Aiuto. Qua fiori è già fotorealismo, sembrano veri qua, Ok. Perché la National Basketball Association ha creato qualcosa di bello. Modalità di gioco, single match. No, la mettiamo, ma forse c'è già MJ, credo, sì, ciao, a Washington, vediamo. Speriamo. E mettiamo contro i Rockets, dai. Allora, giravolto, a tiro, passaggio, palleggio incrociato, time out. Ma la velocità turbo R1, ok. Qua ci siamo. Quindi tiro e passaggio con la X, cazzo. Qua andiamo già a fiori su giochi moderni. Tra virgolette, sono passati più di 20 anni, però... Perché ricordatevi che la National Basketball sì ragazzi, c'è Jeffrey. Signori, c'è Jeffrey. Guardali qua, cioè, ma guardate. Appassionati del grande basket NBA. No, è vero. Benvenuti da Flavio Tranquillo. Cioè, ma capite ragazzi, questo c'era una volta. Aspettiamo molto da entrambe le squadre. Andiamo subito alla palla 2. Mettevo la Jeffrey. Dov'è Jeffrey? Hamilton sulla linea di fondo. Hughes riceve la palla. Jeffrey. MJ tira dalla punta. No, vabbè Taylor ragazzi. si impossessa del rimbalzo. Con Flavio Tranquillo. Francis si porta sul lato destro. Mobley sta chiedendo l'isolamento. Lascia partire. Ma perché non mi mettono più tranquillo? Cioè, è uno che con bagatta, forse è quello. È quell'altro. È Michael Jeffrey. No! Qualcuno in campo stasera non è molto concentrato. Ma dove? Sale di fallo. Larry Hughes, brutto fallo. Ernest si vede fischiare un fallo. Vabbè, sempre falli a favore, però cioè avete rotto il cazzo. Conclusione dalla sinistra della Roba nostra, grande White. Salta a rimbalzo. Passaggio sbagliato. Madonna, ma sto giocando come una pippa, Sembra veramente, però ma la telecronaca in italiano quando tornerà mai più? Francis inizia l'attacco. Tenta il tiro in sospensione. E godo. MJ Michael Jeffrey. il pallone. Avanza velocemente con la palla. Solo rete! Michael! Jeffrey! Jordan! Stevie Franchise si porta sul lato sinistro. No, peccato!
Finta. Tenta la conclusione in sospensione. Only rete. Prende la palla. Hughes. Buonissima finta. Buonissima finta. Intercetta. Francis mette a posto For la Coppola. squadra. Accheiro, Rice sul lato sinistro. Houston ha godo. una terribile percentuale al tiro stasera. Ma c'è Jeffrey. Jordan avanti Da casa sua! con la palla. Madonna, che brutta. Questa me la ficca. Mamma mia. No, da sola da casa sua. Sorry. Hamilton sbaglia la conclusione. Francis perfeziona il controllo del pallone. Bello, appoggio tabella. Attacca il ferro. GG Hamilton, signori. Palla rubata. Niente, oh, ma che cazzo di livello è? Dopo questa palla rubata. Gli Wizards rubano un altro E si pallone. gode, e si gode. Segna usando il finger roll. Usiamo l'ultima partita, l'ultima diciamo con MJ. Rice tira dal Era costato. bello però, cazzo. Jordan prende Poi la per carità un po' arcade, ma... si libera con una volta. Signori, lui è Michael, Jeffrey, Jordan, raga, andiamo con ESPN Basketball. Eccolo qua. Ma questo è tanta roba, non lo ricordavo così bello. Andiamo con ESPN Basketball, vediamo se forse è questo quello con Bagatta, perché ne avevo uno con Bagatta. Anche lui grande telecronista. Oppure è un gioco che ho venduto, può essere, non dico di no. E adesso ammiriamo. Questo era NBA Live 2003, veramente tanta roba. Questo forse per me chiude sempre il 2003, credo. Forse l'anno dopo, non lo so. Boh, che ne so. Sì, bello, mi è piaciuto. Sentite visual concept. The following is a special presentation. Grazie. Checking. È 2003? No, secondo me... Vabbè, voglio giocare, cioè... No, sono una pippa, io sono atroce. Sono un bambino atroce. Allora, game mode. Quick game. E vediamo Wizard. E mettiamo contro LA. Ma... Scusate un attimo. Ma no. Ma posso essere il Wizard? Niente, queste però sono i Los Angeles. No, quelli qua, ok. No, qua non c'è Jeffrey, però forse aveva i diritti? O forse boh. No, fanculo. Andiamo con i Grizzly. Però sono già Memphis, no, allora. Toronto Lakers, dai. Abbiamo Vince Carter, signore. Kevin Frazier here. No, qua in inglese, si immaginavo poi SPN. The Raptors come in looking Ma mi sta to piacendo di più NBA Live, forse questo è più bello, però Morris come Peterson grafica, looks vediamo. like he's ready to play today. Watch him take the rock and do damage out there. They'll be Qua c'è matched tanta up against presentazione, the ovviamente. Gary Payton is similar when it comes to ball handling skills. Question is, Vorrei giocare who's però. gonna be the man Bellissimo, tutto, mi piacerebbe di giocare. Mi fate giocare, cazzo! Oi, today? Lakers, ho capito tutto. Raptors, who's ready to roll? Welcome everybody. ESPN Video Game. Canada. Sì, graficamente sembra più bello, assolutamente. And the Lakers take the tip off and will set up on offense. Shaq takes one. Sì, però c'è una telecamera.
ISO 6. Vai. Brings the first victory of the game. That was a questa. nice finish there. To Peterson. Peterson, yes. Che stoppone. About it. Fakes the pass. To Williams. Williams. Fakes. Williams. Bello. Yes. Anche di tabello sbaglio. Shaquille O'Neal la recupera. Questo graficamente è più bello. Forse con giocabilità sembra più simulativo. Good scorers have short-term memory. Però a me Gaza fa farvi tranquillo, ragazzi. Sì, beh, graficamente è molto più bello. That last lane was beat by Williams. To Shaq. Knocked out Porter. Grande. Davis made the nab back there and records his first steal. No, la madonna che sbagli. And the Lakers have the ball. Fox. The inside Fox shot la was mette. buried by Fox. Nice feed inside, Vince. He threaded the needle with a great pass. Got it to his man for an easy two. 2-point differential between the teams. To Williams. E l'appoggia Williams. Molto bene. Doesn't score in bunches, but he'll take it. È bello, questo livello di giocabilità è più bello. Assolutamente. Received by O'Neal. Che stoppone O'Neal. Fallo di Peterson. Però la bellezza di sentire farlo tranquillo mi casa troppo. Since the first of two, Cattiveria. Ma... sono nostalgico di tranquillo. gets him ball. Oi. Passes it way out court. Here comes the double team. Vai Carter. He's doubled up. Vince. Boom. Vince Carter. Guarda come la mette. Another look. Pac. In faccia. Solo rete. E niente raga, con la nostra... To Shaq. Stolen. Stolen. Tasti molto diversi qua. Opportunity for the steal. Qua avevo già una giocabilità più vicina ai giorni nostri. Infatti vado un po' meglio. Buono raga, questo è ESPN Basketball. Adesso andiamo a goderci il primo NBA 2K o 2K in un inglese di madrelingua. E adesso ragazzi andiamo con il Dreamcast, console stellare, con il primo NBA. Questo qua, questo ti gasa a priori, proprio. Eccoci qua. Lo inseriamo, che la cosa può essere anche eccitante. E adesso andiamo. Vai raga. Dreamcast. Qua siamo in HD, raga, siamo in HD. Sega. Ciao ciao. Ciao ciao. Che giocavo sul monitor quello piccolo, speriamo che su quello grande non si veda peggio, è l'unico dubbio che ho, ma spero di no. Vai. Non ce la dovrei avere la cosa. Boh. Exhibition. Ok. Allora qua andiamo. Dai, prendiamoci i Lakers. Contro Philadelphia. Option. Simulation. Rookie. Ok. Va bene. Vai. E si parte. Tanta roba, tanta robina.
Questo mi ricordo che c'è una versione anche in sala giochi diversa, ancora più bella, che l'abbiamo fatto vedere. I'm Bob Steele, along with me my partner Rod West. Let's go straight to courtside and hook up with the PA for the player introductions. E si The parte. Lakers have it to open the game. The Lakers are maybe No. being a little too patient with the L'ho ball. cappellata. Vediamo però camera, io non capisco niente con queste camere. Ok. Perfetto. Vai. Iverson at the controls. He's in midcourt. Knocked away. Vai. Snow puts it up. Boom. He gave that shot about, zero chance of going in. Yeah, no question about it, Rod. Nice stop. Bryant. The long range shot. Niente. He misses his first shot of Cappellata. the game. Snow unloads. Aia. He's doing here, making sure they get bad looks or no looks at all. Ah, ok, qua si corre, perfetto. Periscope to make an outside shot like that. Great aggressive defense. Green. Porca miseria. Takes the shot. Ma devo capire se... giocando in HD con sto monitor vedo peggio. Che si vede bene, però... One feet. Lo faccio una prova con Virtua Striker, ma cose mie fuori dal video. Comunque, vabbè, questo gioco qua per l'epoca era una roba... Bello. Shaki. No. No, questo pare così O'Neal no, però, Snow from long range. Mamma mia. Watch out. Ratliff stuffs it down. Fisher. Fisher sets up the offense. Green. Questo è veramente un giocone. Da casa sua che è Bryant. Solo. Solo rete. Say that again. A clear mismatch on the perimeter. Mamma mia. They push the lead. The hands were- And they're up 6. Fisher passes the ball. It's sent Ancora away. stoppata, ragazzi. Siamo a rookie, Oh no, he didn't do it. Miei coglioni. Fisher at the controls. He's setting up the offense. Rice. Sbagliato. High for the La rebound. recupera. He pulls No. down the defensive Dai, glass. Shaq. No, fio Shaq. Rebound of the game. Shaq, numero di Shaq. Voglio la media. No, dalla media. Shaq ce lo fio. Walk all over them. This guy's way too E niente, small. ragazzi, con questo, con NBA 2K, il primo della fortunata saga. They're racing it back. Bello. Ci salutiamo. Devo salutarvi però con un'azione degna. Bryant inbounds the ball. The Lakers with a lot of ball. Fallo. No, ci salutiamo così. Tiger draws his first Con i libri di O'Neal? No. O'Neal brings it in. Bryant da casa sua. Lynch. E niente, raga, questo è NBA 2K primo. E ragazzi, questi sono i giochi, diciamo, retro di basket del Cume. Non sono tantissimi, ma neanche pochissimi. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!